Oggi ad Agrigento un nuovo appuntamento per presentare le nuove misure PO-FESR, ecco un'iniziativa che sicuramente sarà importante per l'economia siciliana. Finalmente il programma è partito e diciamo finalmente, lo diciamo proprio noi perché avevamo oramai da 3 mesi i bandi pronti, finalmente l'anno scorso giugno i bandi, la maggior parte dei bandi delle attività produttive sono già usciti o di prossima uscita, saranno tutti e 25 i bandi tra un po' disponibili per le imprese e per lo sviluppo del nostro territorio. Sono in tutto 25 bandi, 9 per un obiettivo tematico e l'altro di aiuto alle imprese, e vogliamo realizzare quello che probabilmente in questi anni abbiamo avuto una grande difficoltà a fare: creare attraverso la nascita di nuove imprese, attraverso anche la riqualificazione, la riconversione di imprese, creare in Sicilia quei posti di lavoro che oggi solo in quel settore, proprio perché c'è anche una grande voglia di Sicilia, non dobbiamo dimenticare che la qualità dei nostri prodotti, dall'agricoltura ai manufatti, hanno quella garanzia di produzione, di qualità, di materie prime, di professionalità e mi permetto di dire anche di grande innovazione e di grande fantasia. Ecco, le misure interessano vari settori e in particolare le start-up, che sarebbero le nuove imprese, in particolare quelle giovanili. Ecco, da parte vostra che tipo di assistenza darete? Sono suddivise questi bandi, sono suddivisi attraverso 2 settori, uno che è quello dell'utilizzazione del de minimis e l'altro in esenzione. Per quelli in de minimis le risorse a fondo perduto arrivano fino all'80%, sono divise fra il 75 e l'80%, quindi altissime. Per quanto riguarda quelle invece in esenzione, per le piccole imprese abbiamo aiuti al 45% a fondo perduto, 35% per le medie e 25% per le grandi imprese. La grande novità di questa programmazione è che finalmente saranno finanziate le reti di impresa, che significa un po' per il nostro territorio. Noi abbiamo una difficoltà ad unirci agli altri, a fare del modello cooperazione un nostro modello di impresa, mentre invece il contratto di rete, quindi la rete delle imprese, permette ad ogni piccola impresa, ad ogni media impresa di mantenere la propria individualità e nello stesso tempo però poter ragionare e poter pensare e poter realizzare così come se fosse invece una grande impresa di sistema legato ad un esempio, se possiamo così chiamarlo, alle associazioni di imprese, alla cooperazione o d'altro. Quindi c'è una grande voglia, ma uno anche degli altri aiuti riguarderà la possibilità di avere fino all'80% di a fondo perduto, per esempio per acquisti di macchinari che sono per esempio per un importo di 1 milione di euro, è un importo che resta invariato per la misura massima di 800.000 euro, insomma davvero crediamo questa volta che le imprese, dobbiamo aiutare le imprese sane ed è per questo che abbiamo messo alcuni paletti come quella dell'attestazione bancaria, come quella di una serie di interventi per evitare che chi vede nelle risorse dell'Europa la possibilità di poter semplicemente prendere risorse e non creare sviluppo per il proprio territorio, questa volta stia fuori dalla porta.